Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento lunedì e mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Il giro consueto, Elisabetta in redazione, novità dal web. Allora ti segnalo che dopo gli aiuti arrivati in Italia dalla Cina, dalla Russia e dall'Albania arriveranno anche aiuti dalla Turchia, perché il presidente Erdogan ha annunciato che nei prossimi giorni raggiungerà l'Italia una nave cargo carica di aiuti militari, aiuti che saranno mandati tramite aereo anche alla Spagna, quindi paesi particolarmente colpiti. Ti segnalo invece un'iniziativa a Milano. A Milano un intero albergo, l'Hotel Michelangelo, è stato riconvertito per ospitare persone che non hanno una casa adatta e che devono affrontare la quarantena, che devono trascorrere quindi la quarantena senza mettere a rischio parenti o amici con cui vivono, e quindi è stato riconvertito un hotel 4 stelle che ospiterà appunto le persone che hanno dei familiari giudicati positivi o che comunque non hanno comunque loro stessi bisogno di cure, ma devono essere sottoposti a quarantena. È appena passato il crawl proprio sotto, dove diceva che è il primo pomeriggio, i primi ospiti. Hai altre notizie, Elisabetta? E ti segnalo infine che Di Maio ha proposto nuovamente il taglio degli stipendi dei politici per dare maggiore credibilità a tutta la categoria. Alla popolazione, vabbè, anche questo è un bel atto, speriamo lo mettano anche in pratica. Poi ho visto anche un messaggio EasyJet, che è una flotta molto importante aerea, ha messo a terra tutta la propria flotta, quindi tutti i propri aerei, e dunque trasportava moltissima gente. Andiamo a leggere i messaggi. Vediamo, arrivano un'altra turno di... Ma anche dovesse passare il periodo estivo senza contagi, in autunno avremo la stessa emergenza? Presumo di no, dottor Chisarà, no. Presumo di no. No, la risposta è no. Andiamo avanti. A breve riceveremo mascherine come tutti nel mio comune, ma non mi servono perché ne sono già fornita. Posso consegnarle direttamente a chi ne ha bisogno o devo passare per qualche istituzione? Presumo che può consegnarle per chi ne ha bisogno, insomma, credo sia una cosa di buon senso, insomma. Mi permetto di dirla, ma non so se ci sono delle regole in tal senso, però presumo sia questo. Andiamo avanti. Oggi sono stato fermato da una pattuglia della polizia per un controllo, stavo andando a lavoro, gentilissimi, hanno voluto sapere il motivo dei miei spostamenti, non sapevo come compilare il modulo, mi hanno aiutato, grazie alle forze dell'ordine, complimenti al telespettatore che ha mandato questo messaggio e ovviamente in questo caso anche il buon senso della forza dell'ordine. L'ultimo di questa serie. Ma vaccinazione di massa significa che la si farà a tutti fin da bambini o sarà come il vaccino per l'influenza? Dottor Crisarà, questo è il dilemma. Sarà come il vaccino per l'influenza. Sarà come il vaccino per l'influenza. Bene, detto questo, uno dei problemi più importanti... Vissuta, penso che lo faranno tutti. Questo sì, bisognerà verificare. Vedi che sono scomparsi gli antivaccinisti. Non se ne trova uno neanche a pagarlo. Ecco, una delle cose dove c'è molta attenzione e anche ci sono dei fatti gravi sono le case di riposo. Sentiamo cosa ha detto oggi Zaia in conferenza. Con le case di riposo abbiamo da subito adottato provvedimenti restrittivi. Vi ricordate le polemiche di quelli che dicevano ma chiudete, non si possono più fare le visite, eccetera. E quindi c'è tutta una serie di provvedimenti che sono stati adottati. Ovviamente adesso stiamo continuando a testare con test e tamponi gli ospiti, per capire quale sia lo stato ovviamente di diffusione del virus anche all'interno delle case di riposo. Abbiamo predisposto questa task force che entra tutti i giorni con i tamponi, cerchiamo di capire quali sono le situazioni nelle quali, e ve ne sono di realtà dove si è fatto un buon lavoro, si sono isolate aree, diciamo ali, degli edifici per dedicarli ai positivi, separando i positivi dai negativi, che questa è la condizione di base. Dopodiché è anche vero che in contesti come questi, noi abbiamo 30.000 ospiti nelle case di riposo, in contesti come questi dove c'è sostanzialmente, si vive confinati, dove il ricambio magari d'aria è forzato, non è quello dell'apertura delle finestre e quindi del condizionamento o quant'altro, crea, diciamo, il contesto per diffondere ancora di più il virus. Paghiamo purtroppo lo scotto
di quello che poi diventerà la storia di questo virus, che è il virus delle case di riposo, come è accaduto in Lombardia, come accade in Piemonte, come accade in Emilia-Romagna, parlavo anche ieri col collega Bonaccini, come accade in tante altre regioni. Ecco, avete sentito che il vero problema è e sono le case di riposo, uno dei veri problemi, non il vero problema, è diciamo quello più grave perché ci sono delle persone che attirano questo maledetto virus più di altre. Non è che attirano, sono più esposte. Più esposte. Perché il problema è, come diceva il Presidente, è che c'è una concentrazione di persone, tra l'altro fragili, e qui torniamo al discorso dei tamponi, qui sì che il tampone è importante, perché tu facendo il tampone in modo precoce puoi isolare la popolazione infetta dalla popolazione ancora non infetta e quindi impedisci nel piccolo l'espansione del virus. Se invece non fai il tampone e li lasci tutti insieme è gioco forza che in poco tempo si infettano tutti e quindi aumentano le complicanze. Quindi il problema sono quelle, è tanta gente messa in spazi relativamente piccoli e quindi con poi la necessità dell'assistenza perché chi glielo porta dentro è il personale, nel senso che non è che in genere chi è ospite a casa di riposo vada molto in giro per la città, sono poche le eccezioni. È molto più facile che il personale portatore sano porti dentro. Ecco perché il personale e i medici devono essere super blindati, non tanto perché possono ricevere qualcosa, ma perché possono dare qualcosa. Senta, dottor Chisara, lei è venuto da me diverse volte ospite e la ringrazio anche per la sua disponibilità, anzi molto della sua disponibilità, perché oltre a essere utile anche a noi nella trasmissione, ma soprattutto è utile per i telespettatori perché dà le notizie. È arrivato la prima volta ed era molto fiducioso, ha detto ma sì, praticamente bisogna stare attenti, però muoiono da molte persone da influenza. Poi è passato un periodo un po' più duro, è diventato, come dire, calma un momento, dovete coprirvi, dovete stare attenti, e poi è arrivato al terzo momento dove ha detto noi medici siamo maltrattati, uso questo termine magari improprio. Oggi qual è il suo pensiero dopo tutti questi passaggi che lei ha fatto con me nelle mie trasmissioni? Esattamente quello del primo giorno, perché il problema che è stato chiaro dall'inizio, che la modalità con cui si trasmetteva questa roba era una modalità di relazione umana, cioè di incontrarsi. Poi ci sono state diverse sfumature, nel senso che si è visto che non era vero che solo chi, e questo sì grazie ai tamponi, questo è stato fondamentale il numero dei tamponi che sono stati diciamo fatti. Che Vo è stato l'esempio mondiale. Vo è stato la grande intuizione, contrariamente a quello che è successo in Lombardia, che tantissime persone sono perfettamente asintomatiche, cioè non hanno febbre, non hanno tosse, però sono portatori del virus. Il fatto di essere, io non ho cambiato idea sul tipo di situazione che si è creata, come ero convinto che ci sarebbe stata una espansione. Il problema grosso è che per fortuna in Veneto c'è una buona organizzazione territoriale che ha tenuto, perché se voi guardate i numeri, andate a guardare quanta gente sta a casa infetta rispetto al resto delle regioni d'Italia. E mentre è diventato incontrollabile la situazione tipo della Lombardia, poi c'è stata una gestione pessima degli avvisi, dei decreti. Ora sarò brevissimo, ma non si può pensare di fare il primo decreto dove tu metti sotto chiave tutta l'Italia e lo annunci 6 ore prima. È chiaro che la gente corre sui treni, corre, quello che è successo, via, certo. Scappa via. Qua bisognava fare come ha fatto Giuliano Amato all'epoca, per chi se lo ricorda, che la notte siamo andati a letto che avevamo 100 euro sul conto corrente, la mattina ti sei svegliato che ne avevi 94 e nessuno ne aveva saputo niente, perché e qui è la stessa cosa, bisognava che la gente si addormentasse a Milano
e si svegliasse che da Milano non partiva più neanche è uno degli errori fondamentali. Una carrozza. Certo, dottore. Moretto, lei è presidente degli albergatori di Abano, dove ovviamente in questo momento c'è un dramma. Ecco, vi siete riuniti tra di voi, lei è il presidente, cosa vi siete detto? Come supererete questo momento? Chi lo supererà? Chi no? Cosa succederà nelle terme dove lì c'era un bacino importante a livello di turismo? E anzi anche di cura. Vorrei ricordare intanto che le terme di Abano Montegrotto, assieme ai 3 comuni Teolo, Battaglia e Gazzignano, rappresentano il primo territorio per la salute preventiva in Europa. Effettivamente è il più grande territorio termale e del benessere che abbiamo nel territorio dell'Unione Europea. Che cosa è successo? È successo che, come dicevamo poco fa, prima, tutti siamo chiusi e l'essere chiusi significa in primis aver lasciato a casa circa 5.000 dipendenti, che se considerati nel loro insieme è l'industria più importante del Veneto. Ora, il turismo è stato il primo comparto, assieme poi ai ristoranti e alle agenzie di viaggio, che ha sofferto di questo. E sarà l'ultimo, perché poi chi deciderà di andare in vacanza dovrà prima aver soddisfatto altre esigenze, altri desideri, e quindi sarà più lenta la ripresa del turismo. A poco o nulla sono serviti i DPCM del nostro ministro, che praticamente ha riservato molto, giustamente, alla sanità, in primis, e poi al mondo del lavoro. Io vorrei ricordare qui, e lo voglio dire forte, se noi non salviamo il posto di lavoro, e qui mi rifaccio a quello che Mario Draghi ha detto, se noi non salviamo i posti di lavoro, e quindi è implicito se non salviamo le imprese, la ripresa sarà pressoché difficilissima. A noi personalmente che abbiano spostato contributi, tasse e altre cose al 31 di maggio serve poco, per il semplice fatto che gli alberghi sono effettivamente chiusi. Spostare la Tari di un mese o 2 quando noi non abbiamo Quindi prodotto cosa chiedete, rifiuti. Morotto, in soldoni, cosa chiedete voi al governo? Ma noi chiediamo innanzitutto che il periodo di forzata chiusura per questa emergenza non maturi tributi e tasse, e se devono essere sospese devono essere rinviate almeno di 1 anno per dar modo e tempo alle imprese di riprendere fiato, cioè devono avere la liquidità oggi per poter tirare quel famoso elastico che serve per far ripartire l'impresa. Presidente, ma da questo appello siete ascoltati oppure? Guardi, noi ci stiamo muovendo sia da Roma. Devo dire che effettivamente noi abbiamo trovato una grande sponda e una sensibilità addirittura preventiva rispetto alle nostre richieste nella nostra regione Veneto. Siamo un po', diciamo così, creditori di un'attenzione da parte dei nostri comuni, perché effettivamente stanno considerando le loro difficoltà di bilancio quando effettivamente se tu uccidi la gallina l'uovo non ce l'avrai sicuramente domani. Quindi l'attenzione che noi chiediamo non è per salvare il singolo imprenditore o gli imprenditori, noi chiediamo a gran voce, a gran forza, salviamo le imprese perché le imprese possono dare poi posti di lavoro, i posti di lavoro poi godono di una redistribuzione delle ricchezze sul territorio, il territorio rimane in equilibrio dal punto di vista socio-economico e a quel punto si può pensare al futuro dello stesso. Se noi non mettiamo questa attenzione, se noi non ci diciamo così, rivolgiamo alle imprese con le dovute energie, sarà impossibile pensare successivamente a un futuro per quanto riguarda i nostri territori. Quindi è fondamentale che, soddisfatta l'esigenza della sanità e delle persone che sono in difficoltà, sia rivolto tutta l'attenzione al mondo produttivo. Il nostro comparto effettivamente sta pagando carissimo questa epidemia, questa pandemia, come lo sta
sopportando tutta Europa. Effettivamente noi non solo abbiamo la difficoltà oggi, ma essendo partiti i paesi come la Germania, la Francia, l'Inghilterra, l'America, spostati da un punto di vista temporale in avanti rispetto a quello che è successo in Italia, noi per tutto il 2020 possiamo pensare che sia chiusa la stagione turistica estera. E quindi avete bisogno estera. di un aiuto sicuramente. D'altra parte, già molti operatori stranieri hanno cancellato completamente le vacanze e i viaggi di soggiorno e turismo in Italia per il 2020. Quindi è una situazione veramente drammatica. Ecco, speriamo che, come diceva lei, noi ci faremo promotori anche per la vostra categoria, in modo tale che lo Stato e chi di competenza vi dia assolutamente una mano. Concludo questa puntata con oggi il sindaco Giordani ha fatto praticamente una conferenza dove spiega come erogare i bonus per le famiglie in difficoltà. Vediamo. Io sono estremamente contento perché ieri, in brevissimo tempo, tra ieri e oggi, con la collaborazione di tutti i funzionari del Comune, con il centro servizi e volontariato, gli 800 volontari per Padova noi ci siamo, con la Curia, con la Protezione Civile, con la grande distribuzione, con l'ASCOM, con Federcenti, con la collaborazione di tutti, siamo riusciti a mettere in piedi un sistema velocissimo. Già da mercoledì/giovedì di questa settimana siamo in grado di soddisfare le esigenze dei nostri concittadini. Quali? Quelli che sono in difficoltà a fare la spesa. Non è possibile, non posso tollerare, non posso pensare che sia gente che non ha i soldi per fare la spesa. Per cui, approfittando, utilizzando il decreto che ha emesso il Presidente del Consiglio tramite la Protezione Civile, a Padova arriverà 1.123.000, noi distribuiremo in maniera come ha comunicato stampa velocemente i buoni per far sì che la gente possa fare la spesa. È una cosa necessaria, indispensabile. La gente deve poter fare la spesa, deve poter acquisire prodotti primari. Io ringrazio veramente tutte le forze dell'ordine, il prefetto, una lista infinita di persone da ringraziare. Però questa Padova si dimostra veramente una grande città, perché tutti hanno collaborato dal primo minuto, solo così si riesce a fare cose in pochissime ore. Orgoglioso di questa città. Elisabetta, completamento del ragionamento del sindaco, cosa succederà e cosa bisogna fare? Allora, praticamente intanto i buoni saranno di un unico taglio del valore di 20 euro e quindi si potrà comprare beni di prima necessità, esclusi gli alcolici. I buoni quindi avranno delle scadenze precise e saranno scaglionati. Per richiederli bisogna telefonare al numero 049 23 23 009. Lo ripeto, 049 23 23 009, che è il centralino del progetto Per Padova Noi Ci Siamo. Oppure bisogna inviare una mail a chiamacipure@comune.padova.it. Quindi le persone saranno ricontattate, dovranno lasciare i loro dati, spiegare qual è la propria situazione. Per accedere, per ottenere il buono, le persone non devono avere liquidità sufficienti nei conti correnti, postali o bancari, insomma quello che si ha. Non devono beneficiare di ammortizzatori sociali, non essere titolari di pensioni o di altre rendite economiche, non essere beneficiari di redditi di cittadinanza, reddito di inclusione attiva o di sostegni e altri contributi comunali, non devono beneficiare già di consegna di borsa spesa e di generi alimentari da parte di associazioni e parrocchie e non devono avere alcun altro componente della famiglia anagrafica che abbia presentato domanda di bonus spesa appunto per l'emergenza Covid-19. La burocrazia costerà di più di quello che viene distribuito. Aspetta, finisce Elisabetta, poi le faccio dire il commento che vuole fare. Elisabetta, sì. Hai finito? Sì, ho finito. Stava dicendo Boaretto? No, con tutte queste clausole che ha appena enunciato Elisabetta,
alla fine la burocrazia del controllo di tutte queste clausole costerà di più di quello che lo Stato poi alla fine elargirà alle persone in difficoltà. Però è anche giusto, se magari va chi anche ne ha bisogno. Abbiamo visto il reddito di cittadinanza, lo chiedeva chi non ne aveva nemmeno bisogno, e con i sotterfugi, qui in Italia siamo bravi a fare anche questo, Boaretto, riusciamo ad avere dunque la burocrazia, anche colpa nostra se delle volte c'è. In questo caso ci sono i sciaccalini, ci sono i furbetti, come quelli che scrivono nei vari social, che scrivono tante stupidaggini e mettono anche in difficoltà ovviamente l'utente, quello che legge. Ci costringono alla guerra dei poveri, però, perché per qualche euro, siccome sono pochi, devono mettere 1000 paletti, e ovvio. quindi certamente la burocrazia sarà più costosa del vantaggio che cercano di dare. Il vero dato è fatto che sono il discorso di prima: o fanno una manovra seria, tirano fuori uno stanziamento tale per cui non c'è tutta questa problematica, o se no non serve a nulla. È il discorso dei 400 milioni di euro per tutti i comuni d'Italia. 8.000. Sono 5 euro a persona. 6 euro. 5,82, più o meno si va bene, più o meno. Però è vero, avete ragione voi, però se i soldi non ci sono, santo Dio, come si fa? I soldi si devono tirare fuori, se no siamo sempre il paese delle mezze misure. Ho capito, avete tutti ragione, però se i soldi non ci sono... Allora ritorniamo al discorso di Carraro. Siccome siamo pieni di debito, non facciamo... Ma scusate un attimo, il Ministero delle Finanze ha esattamente tutti i nostri averi con la denuncia di redditi. Prendono quelli che non hanno la denuncia di redditi al di sopra di un certo limite e inviano direttamente sul conto i soldi, punto. E non hanno controlli da fare e diventa una cosa molto più snella. Come hanno fatto in Germania, hanno messo direttamente i soldi nei conti delle aziende. In Svizzera hanno messo direttamente il 10% sul conto delle aziende. Non vanno a chiedere carte e cartine, perché tutti questi controlli costano ed è anche lì che si va a nascondere la truffa. Però mi scusi, se non siamo un paese in cui si pagano regolarmente le tasse, perché in Germania e in Svizzera le tasse si pagano. Dato che io ho l'esperienza delle esenzioni per reddito, poi a quattro occhi ci facciamo un ragionamento. E io devo chiudere. Perché il problema grosso è che il Paese si trova in queste difficoltà perché ci sono 200 e passa miliardi all'anno di evasione fiscale. Le posso dare un dato comunque, una cosa che si può tranquillamente controllare. Il Veneto e la Lombardia hanno un'evasione fiscale più bassa della Germania, punto. Il mio direttore che è qui presente mi ha detto bisogna chiudere alle 23:30, sono le 23:50, secondo voi domani prendete voi, prendo io, quindi chiudo, va bene? Grazie a Domenico Crisarà, è sempre molto gentile, grazie a Lescasen e ovviamente anche a TV7, grazie a Emanuele Boaretto, grazie di essere stato con noi, grazie a Elisabetta Corazza in redazione che ci ha dato tutte le news e tutto quello che c'era sul web. Grazie a te Giorgio, chiudo dicendo un'ultima informazione, che anche l'America aiuterà l'Italia perché c'è stata una lunga conversazione, ne dà notizia Giuseppe Conte sulle sue pagine social, quindi Twitter e Facebook, che ha avuto questa lunga conversazione appunto col presidente Trump e gli è grato per la solidarietà e il supporto dimostrato. Permettimi Elisabetta una battuta magari un po' anche indelicata. Dopo che ho parlato io, 500 milioni ha sentito Trump e ha detto beh chiamo io Conte e ha fatto così, prendetela come una battuta. Ci aiuta tutto il pianeta tranne l'Europa. Tutta l'Europa è così, ci aiutano i cinesi, ci aiutano gli americani, i russi, l'Europa un po' meno. Va bene, saluto anche Dennis dalla redazione 2. Dennis. Grazie, buona serata. E saluto anche Marco e Claudio in regia. Vi ricordo domani mattina l'appuntamento 10:25, fate un po' di ginnastica con noi, ginnastica in salotto, 12:30 collegamento in diretta con il nostro telegiornale per le ultime notizie del governatore Zaia, con anche intervento di sindaci del territorio, guardatele, poi la nostra informazione nei nostri consueti telegiornali. Buonanotte, speriamo finisca presto. Grazie. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.